Le parole del difensore della nazionale Leonardo Bonucci al termine del match contro l'Armenia. L'avevamo già detto questa cosa quando nella metà del cammino dell'Europeo giochiamo partite in cui siamo padroni del campo, in cui tenere palla ci diverte, nei momenti in cui dobbiamo soffrire sappiamo soffrire, è un'Italia che cresce ed è bello far parte di questo gruppo, soprattutto di ragazzi veramente per bene, che hanno voglia di migliorare e di crescere. Per essere il capitano fino a che tornerà Giorgio, per me è veramente un orgoglio e un onore essere dentro questo gruppo, perché ha margini di miglioramento nonostante un girone di qualificazione stratosferico, ma abbiamo ancora sicuramente qualcosa da migliorare. Archiviata l'esperienza con i Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic diventa ora l'oggetto del desiderio per alcuni club italiani che lo vorrebbero ingaggiare a gennaio. Su tutti Milan e Bologna, con il tecnico degli emiliani Sinisa Mihajlovic che lo corteggia in prima persona. La dirigenza però prepara un piano alternativo con l'attaccante della SPAL, Andrea Petagna, vecchio pallino del club rossoblu e in particolar modo del DS Riccardo Bigon, che aveva già provato a prendere il centravanti una stagione fa. L'attaccante degli estensi rimane quindi la prima vera alternativa a Ibrahimovic, ma attenzione perché il 24enne sarebbe finito anche nel mirino dell'Inter. Krzysztof Piątek, attaccante del Milan, non sta vivendo una buona stagione e dopo gli ottimi risultati conseguiti nel 2018 sembra che quest'anno stia deludendo le aspettative di squadra e tifosi. Il giocatore ha parlato della sua esperienza in Serie A durante un'intervista alla televisione polacca TVP Sport. L'arrivo al Milan è avvenuto così in fretta che non mi sono nemmeno chiesto quanto fosse importante quello che mi stava succedendo. Nel calcio devi sempre stabilire nuovi obiettivi. Ora ho un valore di 38 milioni di euro e voglio fare di tutto per costarne 60-70 la prossima volta che cambierò club, ha dichiarato Piątek, che ha poi commentato quest'annata che, sia per lui che per il Milan, non è molto positiva. Mi guardo allo specchio, mi guardo dentro e cerco di capire quali sono i miei errori. All'inizio come squadra non abbiamo creato opportunità e l'attaccante vive di queste. Ora stiamo migliorando ed è solo questione di tempo prima che io torni a sparare di nuovo. Ora è ufficiale, la prossima stagione in MotoGP Alex Marquez dividerà il box della Honda con il fratello nonché campione del mondo Marc. Ad annunciare la notizia è stata la casa giapponese, facendo inoltre sapere che l'appena laureato campione del mondo Moto2 ha firmato un contratto di un anno, un qualcosa di storico nel massimo campionato delle due ruote che non si vede di certo tutti i giorni. Recentemente si ricorda il caso dei fratelli Roberts che hanno corso 2 gare, Mugello e Catalogna, nel 2007. Senza dubbio una coppia così promettente non si è mai vista, gioiscono i tifosi spagnoli ma anche gli sponsor.